Ciao amore, buongiorno, sono tornato. Ciao Shippy, ciao Shippy. Andiamo, sì, sono tornato. Quanto tempo, quanta distanza. Sì, hai ragione. Andiamo a fare giro, sì, andiamo a fare giro. Ma che roba? Guarda Italia, i mezzi subdoli inventati dalla donna per controllare ogni quanto pulisci lo specchio. Hai visto? Sì, c'è umido. Veniamo giù dai monti, ci portiamo anche Ezio. Tac, boom, fine pubblicità. Lo hacker che bontà! Lo hacker che bontà! Buongiorno Italia! Come dice CP. Buongiorno un cazzo! Ma no! Ti ho anche preso la copertina color pulmin quasi, perché è ancora pulita, poi appena lei me la inzozza un po' diventerà color pulmin. Guarda, in microfibra da Skei, quelle che usano per fare yoga, così sei un cane che fa yoga, un cane rilassato, un po' meno pericoloso. Cagnolino. Ah, che sbuffamento. Sei insofferente? Ah, sei insofferente? Come mai? Ascolta, mentre il CP è insofferente, io devo fare una cosa tipica del canale. Dove abito oggi? Pelo di CP. Dove abito oggi? Abitiamo? Abito, Ok, abito. 3, 2, 1, abito! Porco cane, in mezzo a una strada? Sì, ma tra l'altro, cioè, in mutande e calzetti così. No, sera che neanche i carabinieri qua davanti, sera. Questo outfit ti è stato gentilmente offerto da Lo Hacker che bontà! Lo Hacker che bontà! Ehi, non ti piacciono i Lo Hacker? Ti fanno schifo i Lo Hacker? Va bene, non comprate i Lo Hacker. So che salto sempre da un discorso all'altro, da un punto all'altro, ma d'altronde si sa, il canale è fatto così, cioè proprio strutturato così, nel senso che io la mia vita non dedico nulla o comunque non dedico troppo di attenzioni alla fotocamera, al canale, eccetera. Quando capita che ho voglia o di dire qualcosa o di riprendere, eccetera, prendo e accendo. Questo perché ci tenevo particolarmente a smentire una cosa che si sente dire in giro da anni, o perlomeno da dire questa cosa, attenzione, può essere soggettiva. Che roba è? Cioè, vi faccio il giro in tondo perché ho imparato da mia nonna, perché gli anziani fanno il giro largo dei discorsi, no? Cioè non ti dicono il soggetto, cioè proprio uno dice, boh, che cazzo sta parlando? Dirà prima o dopo, no? Quello che sta dicendo, no? Il soggetto di chi sta parlando, eccetera. In questo caso di cosa sto parlando? Del fatto che quando smetti di fumare dicono mangi di più perché inizi a sentire i gusti. No, io i gusti li sentivo anche prima, non è che non sentivo i gusti, adesso mangio molto di più, infatti mi vedi già che inizierò a diventare largo, chissà se ci starò dentro il monitorino qua della Sony, casomai cambio macchinetta, e il gusto è sempre quello, insomma dai, c'è poco a raccontarcela, cioè ho fame perché non lo so, è come ci fosse un qualcosa, no? Un qualche sensore, un qualche campanello tra virgolette difettoso all'interno del corpo che non dà più lo stop all'appetito. Sì, c'è un po' lo stimolo di mangiare, tipo anche adesso mangerei, ma perché? Perché non mi almeno credo che funzioni molto meno quel campanellino che dice ok, sei pieno, basta mangiare, cioè togliti il desiderio di mangiare perché sei pieno. Quindi io mangio come uno stupido, mangio anche triple porzioni, veramente non sto scherzando, non doppie, triple, e sento lo stomaco tirare. Poi giustamente anche mia nonna dice, cazzo, hai mangiato 3 piatti di questo più quello, quell'altro, cioè è giusto che ti tiri lo stomaco, cioè voglio dire, magro come sei, mangi tutta quella roba. Però, e dicevo, anche stasera che ero passato a trovarla, che ho cenato da lei, ho detto cacchio, io mangerei ancora, e dopo c'era la torta, questo e quello, ho detto io mangerei, che proprio no, non posso, cioè sento che non posso, hai capito? E quindi il trucchetto, se può esserti utile, se te lo dice un ex anoressico, se non vuoi ingrassare troppo, secondo me, anche se è un'arma a doppio taglio, è quella di bere mentre mangi. Però attenzione, non bere
Coca-Cola o peggio vino, ok? Perché se bevi il vino bevi pochi liquidi, no? Parlo per me, io quando bevo vino mangiavo molto di più. Se invece bevi acqua ti riempie molto di più, no? Lo stomaco, hai capito? Quindi mangi meno, no? Perché ti senti già più pieno. Il rovescio è che quando tu mandi giù dei liquidi assieme al cibo, non che bevi a fine pasto, ma mangi un boccone, due, poi bevi, 2-3 bocconi e bevi, un boccone, due e bevi, quell'acqua va a mescolarsi col cibo e diluisce soprattutto quelle schifezze gastriche che abbiamo nello stomaco, che servono a disgregare, a digerire, insomma, ecco, dai, il cibo che noi gli mandiamo. Quindi rendi un po' più difficoltosa la digestione, quello sì. Tu che sei primario mi dirai, ma Singano, allora se viene resa più difficile la digestione, allora il corpo il cibo non digerito correttamente lo manda in riserva, quindi in grassi. Ah Dio, guarda proprio il pellinto nuovo. Non lo so, non c'ho scritto medico, volevo solo dire sta roba.